Parliamo ora di parcheggiatori abusivi presso l'ospedale di Portogruaro, al servizio del collega Rosario Padovano. Calci alle portiere di chi non paga il pizzo per parcheggiare, sputi e persino il rifiuto di liberare gli stalli occupati. Così si comportano i padroni del parcheggio dell'ospedale di Portogruaro. Ieri il nostro direttore Gigi Di Meo nel telegiornale ha letto la mail di un adolescente di 17 anni che lamentava gli abusi di questa gente. Sono passati molti mesi dalla nostra prima inchiesta, eppure la situazione è rimasta la medesima. Extracomunitari prepotenti e violenti sono ancora lì. Sì, sono violenti, in quanto impedire a un automobilista di poter parcheggiare è un reato che si configura nella violenza privata. È accaduto questo a una signora di Gruaro che stava andando in ospedale a trovare la suocera ricoverata. Il posto era riservato, ha detto il signorino, per una persona che lo avrebbe pagato. Per non parlare di chi si ritrova la macchina strisciata o anche peggio. Un nostro telespettatore si è ritrovato ad esempio il segno inconfondibile di una pedata sulla portiera. Perché questi delinquenti non finiscono in carcere? Intanto di fronte all'ospedale non ci sono le telecamere. Il sistema di videosorveglianza permetterebbe di smascherare i furfanti e cacciarli via. Ma se a distanza di mesi questi energumeni arroganti, maleducati e prepotenti restano lì, vuol dire che a qualcuno fanno comodo, a chi però e perché non si sa. Allora ci ha raggiunto prontamente in studio il sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello, al quale insomma subito giriamo un po' la domanda: che fare, come porre fine a questo fenomeno di parcheggiatori abusivi di fronte all'ospedale? Ma diciamo che l'attenzione da parte dell'amministrazione è costante. Purtroppo i vigili urbani non riescono da soli ad essere da deterrenti, nel senso che ogni volta che intervengono, se non rimangono lì per tutta la giornata, ritornano e si ripetono queste azioni che sicuramente i cittadini non si meritano. Quindi ci vorrebbe un presidio fisso. A quel punto, che naturalmente... Difatti che nella giunta scorsa abbiamo chiesto al comandante dei vigili se è possibile all'interno dell'organizzazione del lavoro di prevedere, magari anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine, di avere un presidio fisso, proprio per evitare che fatti così incresciosi possano ripetersi in luoghi poi peraltro che sono frequentati da gente che normalmente ha dei problemi e che deve affrontare ben altre problematicità che sono legate alla salute, e certamente non è bello, che sono più deboli, che sono ancora più deboli, e quindi media, ecco. Sicuramente, quindi io mi auguro, così come è avvenuto in altre situazioni, che questo fenomeno possa essere sconfitto e quindi mettere in tranquillità anche quest'area della città di Portogruaro che soffre di questa presenza, insomma. È stato possibile in qualche modo identificare, sapere a che titolo queste persone, se sono, diciamo, regolari, clandestine, o se eventualmente potrebbero venire allontanate? No, sono tutte identificate, cerchiamo anche di intervenire, però ogni volta che interveniamo, come lo dicevo prima, una volta che poi alla fine sì, nel senso che quando i vigili se ne vanno, dopo aver fatto un'ora e mezza di presidio, ritornano di nuovo. Se i vigili poi riproducono di nuovo la loro attività dopo un'ora e mezza, questi vanno via e poi ritornano, quindi bisogna sicuramente, di questo già, come dicevo prima, informato il comandante dei vigili, che in qualche maniera ci sia un presidio permanente. E poi c'è la polizia, ci sono i carabinieri, tra l'altro, e la Guardia di Finanza. E la Guardia di Finanza, più la polizia che tra l'altro appunto fra un po' aprirà il nuovo commissariato. Quando sì, aprirà? Ma diciamo che i primi di giugno, mi pare, intorno se la data rimane confermata, intorno al 6 di giugno, e poi successivamente, penso al termine dell'estate, inaugureremo anche la nuova caserma della Guardia di Finanza, quindi 2 strutture nuove, efficienti, che consentono anche l'organizzazione delle forze dell'ordine, consente di essere un po' più presenti e di organizzare il proprio servizio in maniera più adeguata.